Non saranno arrivate le tradizionali 50.000 persone, ma l'edizione bagnata di Este in Fiore ha comunque raccolto un notevole successo di pubblico. Quasi 10.000 persone sono accorse tra sabato e domenica a Este. Quella di quest'anno, la 12ª della storia, è stata un'edizione scommessa. Per la prima volta il comune di Este ha introdotto il biglietto d'ingresso per l'area del castello, dove c'erano le esposizioni del vivaismo di qualità. 2 euro ad ingresso con la possibilità di un abbonamento a 3 euro per i 3 giorni e la gratuità per i bambini, i disabili e i loro accompagnatori. Giardini dell'Armonia è stato il tema conduttore. Il giardino orientale, un paesaggio in cui acqua, alberi e rocce ricreano un ambiente naturale in cui si riesce a trovare un certo equilibrio interiore. Ospiti all'inaugurazione, oltre al sindaco del comune di Este, Giancarlo Piva, Antonio Mossini, sindaco di Cassago San Martino, Luca Callegaro, sindaco di Arquà Petrarca e presidente dell'ente Parco Colli Euganei, Rosa Rizzato, presidente del Consiglio Comunale di Este, Enrico Prandini, presidente di Takomatsu e Maria Grazia D'Amico, presidente del Wigwam Club Giardini Storici Venezia. Durante le inaugurazioni sono stati premiati i vincitori del concorso Migliore Espositore 2013, Migliore Entità Botanica, Migliore Allestimento e Viva Bio 2013. L'organizzazione impeccabile dell'evento ha inoltre fatto sì che nemmeno uno degli appuntamenti in programma saltasse per via della pioggia. Ben pochi o forse nessuno è riuscito a resistere al desiderio di portarsi a casa una pianta o un fiore, sedotti dal colore e dal profumo che essi emanano.